Buongiorno, ben ritrovati, eccoci in diretta, benvenuti, prima edizione di Antenna 3 in questa giornata post festiva, sono terminate anche le festività di Pasqua. È stato un fine settimana nella Marca, in Veneto, di sangue purtroppo sulle strade, un elevatissimo tributo. Allora partiamo dall'incidente che proprio ieri sera a Noventa di Piave ha stroncato la giovane vita di un ragazzo di appena 28 anni di Salgareda. Ci dice com'è andata e soprattutto qual è il sentimento nel paese d'origine di questo ragazzo la nostra Edi Caliman, che è collegata in diretta con Nicoletta Rizzetto proprio da Salgareda. Buongiorno Edi. Buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori. Siamo a Salgareda, paese d'origine di Davis Marson, 28 anni, che ieri tardo pomeriggio, erano circa le 16:20, 16:30 del pomeriggio, ha perso la vita in un tragico incidente in via Romanziol, la strada a Noventa di Piave, la strada vecchia che dall'argine sostanzialmente di Salgareda porta verso Noventa di Piave. Sono ancora al vaglio degli inquirenti le esatte dinamiche della vicenda. Quello che si sa è che la Punto bianca da lui guidata ha perso il controllo e è finita sulla corsia opposta, incontrando con un frontale un'altra auto, una K guidata da una 85enne. A bordo c'erano anche altre due persone, due settantenni originari di Oderzo, rimasti pressoché illesi. Sono stati portati subito all'ospedale di San Donà. Le condizioni del ragazzo sono sembrate subito gravissime. Immediato l'intervento dei soccorsi sul luogo, che però purtroppo non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Troppo gravi le ferite riportate. L'auto è sbandata con una violenza tale da ribaltarsi su se stessa, a finire nel campo vicino. Ci troviamo a Salgareda, Lina, perché siamo in compagnia del sindaco e lo presento, il sindaco Favaretto. Buongiorno sindaco. Lei sindaco conosce molto bene la famiglia Marson, una famiglia originaria di Salgareda. Sì, decisamente, sì, conosco benissimo il papà Giancarlo, la moglie Sonia, a cui faccio ovviamente le mie più sincere condoglianze. Ci siamo sentiti anche pochi minuti fa al telefono per delle richieste da parte dei genitori, e quindi ben volentieri, insomma, sto dando una mano. È un problema importantissimo di tutto il territorio, di tutto il territorio trevigiano, anche se è successo a Romanziol, diciamo in frazione di Noventa di Piave, però il ragazzo è di Salgareda. E siamo veramente molto addolorati. Tutta la comunità è rimasta sgomenta, ovviamente, perché famiglia che conosciamo la zia in particolare. Io per esempio Lederina, in quanto è un'attiva volontaria della Proloco, ma come il fratello Loris, che diciamo ci ha sempre dato una mano in Proloco, quindi siamo veramente addolorati di quello che è successo, ecco, tutto qua. E siamo preoccupati per quello che effettivamente sta succedendo sulle strade del territorio. Insomma, ecco, questo è il punto principale di cui dobbiamo anche riflettere e programmare qualcosa di più affinché questi incidenti ne accadano sempre di meno, insomma, in particolare quelli mortali, ovviamente. Loris aveva compiuto 28 anni da pochissimi giorni. Sindaco, ha sentito i familiari, come stanno? Sì, Davis, perché Loris è il fratello minore, sì. I familiari sono sgomenti, immagino, anche io li ho solo sentiti telefonicamente, ma so che tantissima gente è andata a trovarli a casa. Io sono andato in persona a trovare invece la sorella e la sorella di Giancarlo e i suoi cugini, e mi ha raccontato un po' la dinamica, insomma, questo so. Ho parlato anche con le forze dell'ordine e adesso stanno valutando la dinamica dell'incidente, insomma, ecco questo. Credo che i funerali saranno a breve e chiaramente la comunità di Salgareda sarà presente tutta, perché dispiace che un ragazzo di giovane età così perda la vita in questo tragico incidente, insomma, ecco, questa è la verità. Sindaco, siamo anche in un luogo importante per Salgareda. Ci racconti perché ci ha voluto farci incontrare proprio qui? Sì, provenivo dal municipio che si trova lì dietro il parchetto, e scendendo
qui in Palazzetto dello Sport c'è questo murales che abbiamo voluto io e tutta l'amministrazione comunale completa, consiglieri, assessori, tutti, proprio perché sensibilizzare, diciamo, questa triste realtà del nostro in questo periodo in cui ci sono tantissimi ragazzi e persone che perdono la vita sulle strade, cercando noi dalla nostra parte di fare il miglior modo possibile una campagna di sensibilizzazione affinché le persone facciano attenzione per i sistemi di sicurezza passivi, ovviamente le cinture, andare piano, non bere, queste cose. Poi la fretta alle volte purtroppo o per lavoro o per necessità alle volte si accelera e qualcosa può succedere. Insomma, ecco, cerchiamo in qualsiasi maniera di essere sensibili. Anche 2 domeniche fa o 3 che fosse ho partecipato come sindaco all'evento proprio della Mirella che ha fatto all'ippodromo di Treviso, dove le associazioni delle mamme delle vittime sulle strade si sono incontrate, io ho voluto esserci proprio per capire anche quali sono e cercare qualche consiglio in modo anche da estendere nel maggior modo possibile questo messaggio che viene trasmesso in tutte le persone, ecco. Grazie Sindaco, oggi Salgareda ha una comunità in lutto. Lina, questo è quanto da Salgareda, ti restituisco la linea. Grazie Edi Calimani, Nicoletta Rizzetto, grazie al Sindaco di Salgareda Andrea Favaretto. Abbiamo sentito purtroppo qual è l'atmosfera e il sentimento del Paese. Tra non molto ci collegheremo anche da Chioggia per una situazione purtroppo analoga. Intanto chiederei in regia, e ringrazio Francesca Pezzo e Renato Capoia oggi per la parte tecnica, di andare a vedere quello che è successo nelle scorse ore sempre nella Marca trevigiana, perché c'è stato un altro incidente mortale a perdere la vita Salim Baccas, 28 anni, di Mogliano Veneto. Il racconto commosso dell'amico di famiglia e titolare dell'osteria a Mestre dove lavorava insieme anche al papà e al fratello. Ieri ci hanno detto: abbiamo tenuto aperto per garantire il servizio dell'ultima prenotazione che proprio Salim aveva preso. Oggi noi volevamo tenere chiuso, ma siccome aveva preso l'ultima prenotazione senza il numero di telefono non potevamo cancellarla, siamo venuti a fare la sua ultima prenotazione, che rende la giornata ancora più dura. A parlare è il datore di lavoro di Salim Baccas, 28 anni, morto sabato notte nel tragico incidente sul Terraglio a Preganziol, all'altezza dell'incrocio tra via San Bughe e via della Croce. Salim, originario di Mogliano, quella sera aveva da poco lasciato il lavoro e a bordo della sua moto si stava dirigendo probabilmente verso il centro di Treviso. Io l'ho mandato via alle 10, sabato sera, doveva smontare alle 11, ma siccome sabato era pre-Pasqua, poco lavoro e Pasqua eravamo pieni, gli ho detto: Sal, vai a casa, mi raccomando, vai a casa che domani abbiamo una giornata di cacca. Mi fa: sì, vado a casa, alle 10:15. Se me lo tenevo qua era ancora vivo. Non si dà pace Davide, che ogni volta che lo vedeva arrivare in sella alla sua tanto amata 2 ruote blu lo esortava a prendersi una macchina. Troppo pericoloso uscire tardi la sera con la moto. Il terraglio, la strada dritta, l'asfalto ancora bagnato, un incrocio e l'impatto fatale con un'auto guidata da un 55enne rimasto ferito. Ancora da accertare le esatte dinamiche dell'incidente, forse una mancata precedenza. I segni ancora evidenti sulla strada, dove qualcuno ha portato un lumino e delle rose bianche poste tra quello che resta a terra della moto di Salim. Immediato l'arrivo dei soccorsi quella notte, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane 28enne. Il loro papà lavora con la mia famiglia da più da 40 anni, quindi io Salim l'ho conosciuto in passeggino quando è nato. Mi chiamava zio Davide. Nella foto appesa in sala il legame tra Davide e la famiglia di Salim. Il suo ricordo tra i colleghi è commosso e sentito. Salim era un putiferio, positivamente. Lui gli piaceva, si divertiva, lavorava. Poi lui era molto forte, ha lavorato tanti anni a Treviso. L'amore per le moto, il liceo, un grande lavoratore lo hanno definito i colleghi. Oggi che il locale è aperto e la tristezza riempie il silenzio della sala vuota, i calici sono in alto, tutti a brindare per Salim. È dura, è dura.
È dura perché è mancato un amico, è mancato una parte di famiglia. Speriamo che sia andato in un posto migliore. Questa è l'intervista raccolta sempre dalla nostra Edi Caliman per raccontare l'altra tragedia della strada che si è verificata nella Marca trevigiana, e una vicenda davvero struggente arriva invece da Chioggia. Domani proprio a Chioggia si celebreranno i funerali, lo sapete, delle 3 persone, genitori e figlio, morti nel rogo della Domenica delle Palme. Ma la città è colpita nel frattempo anche da un altro lutto per la scomparsa di un 30enne che è finito la scorsa notte con l'auto in un canale. C'è stato un intervento disperato di un vigile del fuoco che è riuscito a trarre in salvo una persona ma non a salvare Daniele, così si chiamava questo giovane uomo. Allora ci colleghiamo in diretta con Filippo Fois che si trova proprio a Chioggia insieme ad Alberto Pivetta. Filippo, buongiorno. Buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Le immagini che vedete con il cartello che indica la chiusura per lutto del ristorante Adriatico vi giungono in diretta da Sottomarina. Era questo il ristorante in cui Daniele Tenchella, così si chiamava il 30enne che ha perso la vita la notte tra sabato e domenica, lavorava assieme alla famiglia, era l'unico figlio maschio. Una tragedia che colpisce nuovamente Sottomarina ad appena una settimana di distanza dal tragico incendio nel quale è stata distrutta una famiglia. Questa giornata di sole, dopo il maltempo di questi giorni, annuncia una primavera che per la città di Chioggia, per tutto il comune, non potrebbe essere più triste. Questa giovane vita spezzata in un incidente stradale del quale si stanno disperatamente cercando di ricostruire le dinamiche, e sta un testimone che in questo momento naturalmente si trova sotto shock, che è la giovane ragazza che si trovava in automobile assieme a Daniele Tenchella. C'è poi, come hai anticipato tu, il coraggioso, eroico intervento da parte del comandante dei Vigili del Fuoco di Chioggia, Terry Costa, che abita lì vicino, il quale si è accorto dell'incidente, era circa l'1 tra sabato e domenica, si è gettato in acqua, è riuscito a salvare la ragazza, si è rituffato, ha cercato di salvare anche Daniele. Nel frattempo la macchina si stava inabissando, purtroppo nel caso di Daniele non c'è stato niente da fare, non è riuscito a estrarlo dall'abitacolo, ha dovuto desistere. Forse l'atteggiamento eroico di questo comandante dei Vigili del Fuoco è l'unico motivo consolatorio di queste tragedie che hanno colpito Chioggia, assieme a quello che era stato il comportamento altrettanto eroico di Kevin Varagnolo e Uman Munir, rispettivamente secondo pizzaiolo e il secondo gestore di un locale che si trovavano a fianco della casa in cui hanno perso la vita Gianni Luisella, Davide Scarmanati, i quali entrambi erano intervenuti per cercare di salvare questa famiglia. Ora purtroppo è il momento del lutto, dei funerali. Quello di Daniele si terrà giovedì alle ore 15 nella chiesa di San Martino, mentre il funerale della famiglia Scarmanati, come dicevi tu, si terrà domani. Entrambi sono previsti per le ore 15 e nel caso del funerale di domani si terrà al padiglione aste del mercato ortofrutticolo. È prevista una grossa affluenza di persone, si trattava di 2 famiglie molto conosciute a Sottomarina e più in generale nel comune di Chioggia. Lina, io ti restituirei la linea. Grazie Filippo, grazie per questo spaccato purtroppo di quello che sta succedendo in queste ore a Chioggia, grazie ad Alberto Pivetta che ha curato la parte tecnica. Non è finita qua purtroppo dalle strade, perché ci sono stati 3 gravi incidenti anche nel Padovano in questi giorni festivi, in questo fine settimana. Il bilancio è tragico, c'è stato un morto e almeno 2 sono i feriti in gravi condizioni. Tragico weekend di Pasqua lungo le strade del Padovano. L'incidente più grave lungo la provinciale 38 tra Bastia di Rovolone e Vo, sui Colli Euganei, nel quale ha perso la vita un 77enne del posto. Scontro frontale tra 2 auto per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri. A perdere la vita è stato uno dei 2 conducenti, 77 anni, di Vo, mentre il secondo autista è rimasto ferito ed è stato estratto dall'auto dai pompieri. Sul posto il SUEM, i carabinieri e i vigili del fuoco.
Lo schianto è avvenuto verso le 21. La viabilità è stata affidata ai carabinieri lungo una delle strade di accesso ai colli, molto trafficata nella giornata di Pasquetta. Altro grave incidente domenica in Corso Stati Uniti, zona industriale di Padova. Vittima una donna di 33 anni incinta, ora in ospedale, rischia la vita, così come il bimbo che porta in grembo. È accaduto alla rotatoria all'incrocio con Via Messico. La coppia di Trebasele che stava raggiungendo i parenti per il pranzo quando, per cause da accertare, l'auto condotta da un 28enne, compagno della futura mamma, si è rovesciata e ha finito la sua corsa contro un albero. Sul posto il SUEM, i vigili del fuoco e la polizia municipale per i rilievi e per accertare la dinamica. Infine dramma anche nell'Alta Padovana, a San Giorgio delle Pertiche, dove un gruppo di 5 amici a bordo di una Hyundai è finito fuori strada e l'auto è scivolata nel fossato. Un impatto molto forte con l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre i feriti. Uno di loro è in gravissime condizioni, trasportato con l'elicottero del SUEM a Padova, dove è ricoverato in prognosi riservata. Gli altri 4 sono stati accompagnati a Campo San Piero e Cittadella, ma le loro condizioni non sarebbero gravi. Notevoli disagi al traffico, sul posto anche i carabinieri. Questa è la cronaca dunque dalle strade, notizie che non vorremmo mai darvi, ma purtroppo davvero è stato un fine settimana drammatico. Allora, martedì, stasera c'è Ring, come sempre a partire dalle 21 vi sottopongo quello che è il nostro sondaggio di oggi, il quesito che vi porremo per tutta la giornata, il tema già molto dibattuto nei giorni scorsi sia a livello politico ma anche a livello di cittadini, così nelle case e nei locali. Un tetto agli stranieri in aula, giusto? La scuola è naturalmente lo scenario in cui si inserisce questo tema, un tetto appunto della presenza di studenti stranieri in ciascuna classe. Il ministro e leader del Carroccio Salvini ha proposto il tetto del 20%, in realtà ne esiste già uno del 30%, lui ha rilanciato, il ministro dell'istruzione ha sostenuto questa proposta. Allora, per rispondere di sì 0422 1626 691, per rispondere di no 0422 1626 690, come sempre poi l'esito del sondaggio questa sera nel corso di Ring con il nostro Christian Arboit che insieme ai suoi ospiti commenterà senz'altro questa proposta di Matteo Salvini. Adesso noi apriamo l'altro fronte di oggi insieme agli incidenti stradali perché purtroppo c'è anche quello del maltempo da monitorare. Ci sono state in particolare nelle fasce pedemontane problematiche riguardanti le frane, ci sono i fiumi fino alle 14 di oggi, monitorati speciali perché c'è allerta gialla in gran parte del territorio proprio per il passaggio delle piene dei fiumi principali e poi c'è stato anche un temporale che vorremmo definire fuori stagione, addirittura una violenta tromba d'aria che ha colpito nella tarda serata di ieri case e aziende a Fontaniva, quindi andiamo nell'Alta Padovana, tetti scoperchiati, decine di interventi dei vigili del fuoco, la conta dei danni è in corso, ci dice tutto il nostro Federico Fusetti che vedo già collegato. Oggi c'è un bel sole, ma ieri sera non è andata così, vero Federico? Insieme a, per la parte tecnica, il nostro Francesco Ratai e vedo un ospite. Buongiorno. Sì, buongiorno Lina, dici bene, oggi c'è il sole, ieri sera direi proprio di no, una violenta tromba d'aria a Fontaniva ma anche in altri comuni dell'Alta Padovana e anche della Pedemontana Trevigiana con grandinate, pioggia forte, però qui in particolare siamo in via Risorgimento a Fontaniva, i danni maggiori, il signor Francesco ci ha aperto il cancello, siamo entrati nel suo giardino, lo ringraziamo e ci facciamo raccontare a questo punto da lui direttamente cosa è successo, come anticipavi, vigili del fuoco, protezione civile, i vigili del fuoco sono ancora al lavoro anche questa mattina che, dopo aver ricevuto decine di telefonate, sindaco e vice sindaco tutta la notte appunto nelle case per fare la conta dei danni che verrà completata nelle prossime ore. Signor Francesco, paura ieri sera? Paura, tanta paura ragazzi, è una tromba d'aria che era metà delle piante sulla statale, no? Ma come un terremoto, io non avevo mai sentito una cosa del genere. Che mi ha aperto la porta un po' fatica a chiuderla poi in due da casa e si vedevano tegue, coppi, un po' di tutto, capito?
Se aveva piante così. Sì, quindi anche lei ha avuto danni con questa pianta, questo albero distrutto. Dei piccoli a cavallo, insomma. Questi qua si arrabbiati come quelli sono stati, ecco. Ma comunque. E diceva che non ha mai visto una cosa del genere. Mai visto una cosa del genere. Ma le cose risolvibili qua. Basta che non sia successo qualcosa di brutto alla gente, capito? No, per fortuna, ecco, feriti non ce ne sono. Però lungo la vostra strada tante altre abitazioni colpite. Sì, ma tutte qua. Credo che da prima ne sarà 10, proprio una cosa così, insomma, ecco. Comunque è passata. È passata, bravo. E non si è fatto mai nessuno, quello è importante. Lina, sentiremo naturalmente altri residenti, insomma adesso raccogliamo altre testimonianze, però un po' questo è il quadro della situazione e come ti dicevo la conta dei danni si farà solo nelle prossime ore perché i vigili del fuoco per esempio sono ancora impegnati proprio per esempio anche lungo la statale che citava il signor Francesco, che è rimasta bloccata per gli alberi caduti. Grazie Federico, grazie al tuo ospite e grazie naturalmente anche a Francesco Ratai per la parte tecnica. Allora, davvero eventi estremi fuori stagione, diciamo, abbiamo visto delle immagini impressionanti. Questo è Fontaniva, ma in Pedemontana, come dicevo poco fa, in particolare c'è stato e c'è tuttora il problema delle frane. Allora, io vedo collegato il nostro Lucio Zanato che ci dà un aggiornamento da Valdobbiadene, siamo nelle splendide colline del Prosecco, patrimonio dell'UNESCO, delicatissime, fragilissime, d'altro canto è piovuto moltissimo. Allora, Lucio Zanato in diretta con il sindaco di Valdobbiadene, Luciano Fregonese. Lucio, vediamo alle tue spalle uno dei risultati, purtroppo degli effetti di queste piogge abbondanti, intense, prolungate di questi ultimi giorni. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Oltre che a vedere questo in diretta, tra breve vedrai anche le immagini di un taglio pianta, perché qui in questa zona in particolare c'erano delle piante che veramente sono franate verso la strada e quindi c'è stato l'obbligo di tagliarle e quindi di mettere in sicurezza il percorso. Siamo tra Guia e Combai, quindi territorio che noi conosciamo molto bene, il territorio di Castagneti e non solo. Il sindaco Fregonese però ci fa un po' il punto della situazione, perché non è solo questo il punto critico, non è vero sindaco? Beh, ci troviamo all'interno di un versante lungo circa 1,5 chilometri e probabilmente alto tra i 300 e i 400 metri, tutta una zona di continui smottamenti, per fortuna di piccole dimensioni ma continui. Dall'inizio di novembre dell'anno scorso ad oggi contiamo 5 frane accadute. Questo intervento fatto in emergenza da parte del comune con una ditta di taglio boschivo, la Geronazzo Bruno di Valdobbiadene, serve per una prima messa in sicurezza, per alleggerire i versanti insomma più pendenti, evitare future frane. È un intervento provvisorio, nel senso che poi si dovrà fare un intervento ben più importante di messa in sicurezza dei pendii. Per questo sarà necessario fare un'indagine geologica e idrogeologica di dettaglio su tutto questo versante che è ampio. Ecco, io invece volevo tornare un attimo al Mantepo, fine settimana, anzi notte di Pasqua con grandinata. Però mi sembra che non ci siano problemi invece per quanto riguarda la produzione vitivinicola, nel senso che non siamo ancora alle grandinate devastanti degli anni scorsi. Abbiamo avuto tra sabato e domenica, attorno alle 4 di notte, una mezz'ora di fortissima pioggia mista a grandine però di piccolissime dimensioni, quindi danni non ce ne sono stati, non sono stati rilevati per fortuna. Peraltro nemmeno peggioramenti alle frane. Questo versante è stato presidiato giorno e notte dai volontari di protezione civile, degli AVAP che abbiamo alle spalle, quindi sempre monitorato da circa una settimana. Ecco, però adesso allora lei dice ci dobbiamo trovare in provincia perché qui c'è un problema abbastanza ampio, qui bisogna fare uno studio, soprattutto bisogna fare un intervento che sia definitivo, altrimenti viene giù la montagna. Sì, chiaro, questi piccoli smottamenti per lo più competono ai privati proprietari di terreni. L'intervento che facciamo oggi l'abbiamo fatto dopo un'ordinanza che insomma obbligava il privato a intervenire. Siamo intervenuti in urgenza, il privato interverrà nelle prossime settimane, però è tutto il versante, quindi è necessario sicuramente fare uno studio più approfondito. Abbiamo chiesto, stiamo chiedendo un tavolo in provincia perché
probabilmente l'entità degli interventi che dovremo fare è tale per cui dovremo chiedere un finanziamento, un contributo alla protezione civile, probabilmente regionale o ministeriale. È chiaro che se lo facciamo assieme alla provincia, visto che questa è una viabilità fondamentale della provincia di collegamento, diciamo l'asse est-ovest all'interno dell'area UNESCO, insomma avere il supporto e il sostegno anche della provincia è fondamentale per noi. Ecco, però va detto anche questo, non è che sia questo l'ennesimo esempio di una montagna che sta spopolando, perché negli anni scorsi, quando qui c'erano allevamenti, quando qui c'era proprio il lavoro all'interno del bosco, i rovi, eroe come li chiamiamo nelle nostre parti, non c'erano. Qui bisogna pensare anche a riportare magari un certo tipo di agricoltura. Certamente la componente manutentiva è essenziale, probabilmente questi fenomeni sarebbero accaduti ugualmente, ma magari non così concentrati e non di queste dimensioni. Dobbiamo lavorare per la montagna, abbiamo peraltro settimana scorsa fatto un convegno specifico sulla montagna qui a Valdobbiadene, coinvolgendo professionisti, coinvolgendo la Regione, Veneto Agricoltura, insomma tutti gli enti preposti. Ne faremo uno anche giovedì di questa settimana. Il tema della montagna deve tornare al centro e io credo ci saranno delle opportunità, anche perché, come è stato detto in quel convegno, se l'area UNESCO delle colline tra Conegliano e Valdobbiadene è patrimonio dell'umanità, ha tutto attorno un patrimonio boschivo che supera il 50% della superficie, quindi il bosco è fondamentale per la salvaguardia e la tutela del nostro patrimonio. Però va anche mantenuto, perché adesso noi lo facciamo vedere, però qui è pieno di roe fuori dalla strada. Certo, perché possa essere mantenuto devono essere incrementati quei sistemi incentivanti per far sì che il bosco, che oggi è solo un costo, possa diventare una risorsa. Le forme ci sono per poterlo fare, per esempio la valorizzazione del legname. Per esempio stiamo parlando qui di boschi di castagno, il castagno che nella zona di Combai insomma è famoso per appunto il marrone, perché no, può essere anche allevato, coltivato per la produzione di pali in legno di castagno per i nostri vigneti, insomma può diventare anche un qualcosa di valore per il nostro territorio. Ecco, giusto per dire insomma che le frane ci stanno insegnando che dobbiamo ripensare un po' la montagna e ripensarla anche in virtù, diciamo così, di un futuro sostenibile di questi territori. Se non hai domande, a te la linea, Lina. Grazie Lucio, grazie al sindaco Fregonese. Noi rimaniamo su una frana in realtà, perché il maltempo ha provocato anche la frana in autostrada A23 nel territorio comunale di Amaro tra Pontebba e La Carnia. Per fortuna non ci sono stati feriti. Vediamo il servizio realizzato dalla nostra redazione di TV12 di Udine. È stato riaperto poco prima delle 17 sulla A23 Udine-Tarvisio il tratto tra Pontebba e Carnia in direzione Udine, dopo una giornata che per puro miracolo si è conclusa senza tragedie. Questa mattina, a causa delle piogge continue e intense, si è verificato un distacco di rocce che sono franate sulle corsie. Il masso più grande pesava ben 15 tonnellate. Vista la giornata festiva, con transito particolarmente elevato anche di turisti austriaci e tedeschi, è stata davvero una gran fortuna che nessuno si sia fatto male. A causa dello smottamento, 3 veicoli sono rimasti bloccati, ma nessuno è stato colpito. La A23 è stata chiusa al traffico praticamente per la gran parte della giornata, con code e disagi degli automobilisti in coda, soprattutto a metà mattinata. Grande e difficile lavoro, vista la pioggia continua, del personale di Autostrade per l'Italia che gestisce il tratto, dei vigili del fuoco, la polizia stradale e i geologi presenti. Al momento il traffico transita su una corsia per senso di marcia. Il provvedimento è stato adottato dopo il completamento delle operazioni di ripristino del piano viabile in via precauzionale, in attesa di definire, di concerto con gli enti territoriali con cui Autostrade per l'Italia è in contatto dalle prime ore di oggi, gli interventi necessari per la definitiva messa in sicurezza del fronte franoso. E ieri nel tardo pomeriggio, erano circa le 18, la sala operativa dei Vigili del Fuoco del comando di Pordenone ha ricevuto una richiesta per il soccorso a una decina di persone bloccate su un isolotto in mezzo al fiume Tagliamento in località Carbona nel comune di San Vito al Tagliamento. Immediatamente è stata inviata sul posto la squadra del distaccamento di San Vito al Tagliamento, che, supportata dalla prima squadra e dalla squadra soccorritrice
corridori fluviali e alluvionali partita dalla sede centrale di Pordenone ha raggiunto il luogo indicato individuando il gruppo di persone. Vediamo se per caso ci sono delle immagini di questo. Ecco, 2 operatori hanno raggiunto a nuoto l'isolotto dove si trovavano e si sono sincerati che gli 11 giovani, con i quali c'era anche un bambino, pensate, di circa 8 mesi, che si erano accampati sull'isolotto ed erano rimasti bloccati dall'innalzamento del livello dell'acqua con conseguente aumento della corrente, stessero tutti bene. Successivamente, utilizzando delle corde, hanno allestito una teleferica tra l'isolotto e la sponda del fiume, a cui è stato agganciato il gommone da rafting con il quale i giovani e il neonato sono stati trasportati a gruppi di 3 persone alla volta dalla lingua di terra emersa alla sponda del fiume. Operazioni di soccorso che sono terminate poco prima delle 8 di ieri sera, quindi avete visto davvero una situazione di pericolo. E c'è stata anche la disavventura che hanno vissuto 5 ragazzi che avevano scelto di festeggiare Pasqua e Pasquetta campeggiando lungo il fiume Brenta nell'Alta Padovana. Pasquetta di paura per 5 giovani che a Cittadella, in località Santa Croce Bigolina, sono rimasti intrappolati su un isolotto in mezzo al fiume Brenta. Per portarli in salvo sono intervenuti i vigili del fuoco da Padova e da Vicenza con il personale del gruppo Speleo Alpino Fluviale. I 5 giovani avevano deciso di festeggiare Pasqua e Pasquetta campeggiando sul fiume, senza però considerare il possibile innalzamento del livello delle acque dovuto alle copiose piogge. I ragazzi, capito di essere rimasti bloccati in mezzo al fiume, hanno subito dato l'allarme. A portarli in salvo, appunto, i vigili del fuoco, che hanno raggiunto il gruppo sull'isolotto con un gommone da rafting. Dopo averli rassicurati e averli fatti indossare l'attrezzatura di sicurezza, li hanno recuperati con il gommone con una manovra che in gergo tecnico è chiamata tirolese. I 5 giovani sono stati quindi portati a riva, nessuno è rimasto ferito. Abbiamo parlato di persone in difficoltà, abbiamo parlato di territorio in difficoltà e poi c'è l'agricoltura, perché con questa fascia pedemontana, abbiamo detto, colpita in modo particolare da temporali e forti piogge in questi giorni di Pasqua, il meteo davvero sta mettendo a repentaglio alcune colture, tra cui gli asparagi che siamo abituati a mangiare proprio in questo periodo di primavera e sono nel pieno della stagione. Allora, da Rosà ci colleghiamo in diretta con Chiara Gaiani e Renzo Rigon, che si trovano con Paolo Brotto, che è presidente del consorzio asparago di Bassano DOP, eccellenza di quel territorio appunto messo in difficoltà dalle piogge. Chiara, buongiorno. Lina, buongiorno a te e ai telespettatori. Sì, ci troviamo appunto all'interno di questa azienda agricola molto organizzata, peraltro una stagione che era partita sotto buoni auspici con il caldo, una stagione anche dove la pioggia era stata quasi una manna dal cielo, dove però la pioggia eccessiva di questi giorni sta mettendo in difficoltà la raccolta di quello che è il prodotto principe nella stagione principe per questo prodotto. Sì, la stagione è iniziata anticipatamente, proprio data dalle temperature, dalla disponibilità idrica che avevamo insomma nell'inizio e abbiamo anche tuttora. La stagione è iniziata, abbiamo cominciato diciamo già l'8 marzo a marchiare diciamo i primi asparagi bianchi di Bassano DOP e abbiamo continuato, però questa ultima settimana, dato un po' il cielo nuvoloso e chiaramente anche le basse temperature notturne e le piogge hanno un po' rallentato, quindi c'è stato poco prodotto a disposizione per le tavole dei nostri commensali. Ecco, resta ovviamente un prodotto molto eccellente, probabilmente sulla quantità ci saranno problemi quest'anno, Paolo Brotto. Sì, il prodotto quest'anno è veramente di altissima qualità, dovuto proprio per la disposizione dell'acqua, quindi le piante non sono assolutamente in stress idrico, anzi forse anche l'opposto. Sicuramente una parte è stata persa perché già chi non ha fatto diciamo, i lavori in campagna, con le temperature molto alte gli asparagi hanno cominciato già diciamo, a spuntare, quindi quelli che erano verdi sono stati persi nel momento che dopo sono fatte le bollature per farla bianco, quindi raccogliendo solo bianco, quel ibrido, diciamo colore ibrido viene scartato.
Ecco, una cosa che mi ha colpito però è il fatto che l'acqua è una risorsa troppo importante per dire accidenti ce n'è troppa. Sì, siamo stati abituati, diciamo, gli ultimi anni nel comparto della sparagicoltura ad avere problemi di carenza. Anche nella mia azienda gli scorsi anni, in questo periodo, stavamo irrigando. Quest'anno fortunatamente è il contrario, abbiamo abbondanza, diciamo, idrica che sicuramente potrà perdurare anche per un bel mesetto, perché comunque nella profondità del terreno è bello umido, quindi non abbiamo assolutamente problemi. Sicuramente anche per l'estate, visto, diciamo, le falde piene ma anche i carichi della neve in montagna, non avremo sicuramente, speriamo, difficoltà nell'irrigare. Ecco, un'ultima cosa che voglio condividere con voi, con i telespettatori: prodotto destinato al mercato locale, ma una parte pensate per il Giappone. Sì, il grosso del consumo viene fatto qui localmente, anche perché abbiamo una forte collaborazione con la ristorazione locale. Però una parte di prodotto viene destinato per il Giappone. Stranamente hanno iniziato ad acquistare questo prodotto, questo asparago che è l'unico in Italia, il primo in Europa a avere questa denominazione, e ogni anno, insomma, confermano e anche aumentano, insomma, le quantità. Ecco, con questa curiosità ringrazio il nostro ospite Paolo Brotto, presidente del consorzio Asparago DOP di Bassano, Asparago Bianco DOP. Ringrazio anche Renzo Rigon per la collaborazione tecnica. Da Rosà la linea può tornare allo studio. Grazie infinite a Chiara Gaiani, Renzo Rigon, grazie all'ospite. Allora noi adesso andiamo qualche istante in pubblicità, torniamo tra pochissimo con molta altra cronaca, poi parleremo nell'ultima parte della trasmissione oggi di autismo, perché oggi è proprio la giornata dedicata a livello mondiale alla consapevolezza dell'autismo. Ritorniamo di nuovo in diretta, bentrovati, prima edizione di Antenna 3 in questo martedì, e come ogni martedì vi ricordo il tema del sondaggio di oggi che vi sottoponiamo in vista della trasmissione dedicata alla politica della prima serata di Antenna 3 Ring. Allora, tema molto discusso in questi ultimi giorni a tutti i livelli, politico, scolastico, ma anche tra la gente per strada. Un tetto agli stranieri in aula. È corretto secondo voi mettere il limite del 20% di presenza di studenti, alunni studenti stranieri in ciascuna classe? Per rispondere di sì 0422 1626 691, per rispondere di no 0422 1626 690. Stasera l'esito in diretta a Ring con il nostro Christian Arboito, che avrà diversi ospiti che poi vi annuncerò. Allora, torniamo alla cronaca di queste ore, perché è stato sono state giornate anche paradossalmente, malgrado la forte pioggia, l'abbondante pioggia caduta anche nella Marca trevigiana, di incendi significativi. Allora, nella Marca, a distanza di pochi chilometri, davvero una manciata di chilometri l'uno dall'altro, si sono verificati due roghi importanti. C'è stato la scorsa notte un incendio alla Top Car di San Biagio di Callalta, con carabinieri e vigili del fuoco che sono intervenuti, vedete le immagini, nel piazzale dell'azienda specializzata in commercializzazioni di veicoli industriali, perché l'altra notte, era circa mezzanotte e mezza, un camion con il rimorchio carico di una cinquantina di pneumatici ha preso improvvisamente fuoco. Il rogo ha parzialmente coinvolto altri due mezzi parcheggiati. Dalle prime indagini all'origine proprio del fuoco ci sarebbe un cortocircuito alla centralina del camion. La stima dei danni è di circa 35.000 euro. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica dell'area da parte dei vigili del fuoco sono terminate solo nella mattinata di ieri, perché è stato un lavoro, lo avete visto, lungo. E un altro incendio impressionante, immortalato in diversi video anche da chi la notte si è accorto, magari svegliato dalle sirene dei vigili del fuoco, di quello che stava accadendo. È successo a Breda di Piave, in pieno centro, siamo in via Roma, con le fiamme che hanno gravemente compromesso un intero caseggiato. Pompieri al lavoro la notte di sabato e poi per tutto il giorno di Pasqua, con la strada parzialmente chiusa per domare i focolai, col sindaco che ha detto una scena purtroppo da film, comunità vicina alla famiglia. Vediamo.
si vede nei film, ecco, una cosa che ho visto quella notte là quando sono uscito, fiamme dappertutto, il caseggiato, perché è grande, era totalmente avvolto. Via Roma, pieno centro di Breda di Piave, a 2 passi dalla chiesa, l'incendio divampato la notte di Pasqua che ha coinvolto un intero caseggiato in fase di ristrutturazione. Ho ricevuto la telefonata all'1:20 circa e mi sono precipitato qua, c'erano già tutti schierati i vigili del fuoco e anche i carabinieri che stavano compiendo il loro lavoro e niente, noi abbiamo vigilato su quanto stava accadendo cercando di rimanere vicini ai proprietari che naturalmente sono disperati. Squadre dei vigili del fuoco arrivate da Treviso e Asolo impegnate tutta la notte nelle operazioni di spegnimento proseguite anche il giorno di Pasqua a causa dei continui focolai che dall'interno dell'abitazione si autoalimentavano. Le cause del rogo sono ancora al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, probabilmente un cortocircuito di una pompa di calore. Ci sono ancora tanti dubbi anche perché ieri comunque era ancora difficile entrare e andare a verificare. Adesso anche grazie alla pioggia speriamo che tutto sia definitivamente spento e dopodiché penso già da domani riusciranno a cominciare a fare le verifiche. Caseggiato da molto tempo in disuso e che era da poco stato acquistato da una famiglia, il sogno di sistemarlo e portare anche i parenti più stretti a vivere lì. Nonostante la casa fosse già in parte abitata, nessuno fortunatamente è rimasto ferito. Tanta la paura non solo tra i residenti ma anche tra i vicini. Il fumo e il fuoco visibile anche a chilometri di distanza. Ha fatto molta paura, il vento soffiava in quella direzione e le case limitrofe erano molto preoccupate, gli abitanti delle case erano molto preoccupati. Fortunatamente al di là di un principio di incendio a una palma qui del giardino della casa non è successo nulla. Un caseggiato che affaccia direttamente su via Roma, strada rimasta chiusa tutta la notte di sabato e a traffico alternato durante il giorno di Pasqua. Tratto messo in sicurezza dall'amministrazione con transenne per scongiurare che un possibile cedimento della struttura invada la corsia. Veramente dispiace tanto per la famiglia, già sono arrivati tanti attestati di solidarietà da parte della cittadinanza, noi li incontreremo io personalmente, ma insomma insieme ai nostri uffici già domani se loro sono disponibili per cercare di capire come poterli sostenere. A Longare adesso nel Vicentino perché sono stati celebrati oggi nella chiesa di San Mauro a Custozza i funerali del piccolo Andrea Restigliani, il bimbo di 2 anni morto sabato nella sua abitazione di via Crosara. L'autorizzazione alla cerimonia funebre è stata concessa dal magistrato dopo l'autopsia. Ancora ignote ufficialmente le cause del decesso, un incidente in casa o molto più probabilmente eccolo qui il bimbo, un malore improvviso che ha provocato un arresto cardiocircolatorio. L'intera comunità di Longare si è stretta attorno alla famiglia, fuori dalla chiesa, lo vedete, anche l'automobilina preferita di Andrea e tanti fiori bianchi. Davvero una tragedia che ha colpito tutti quanti questa. Allora andiamo al blitz che hanno compiuto gli attivisti di Ultima Generazione durante la messa pasquale presieduta a Padova dal vescovo Monsignor Claudio Cipolla, movimento ambientalista, lo sappiamo, Ultima Generazione, che torna a far parlare di sé per l'interruzione appunto di una celebrazione liturgica e non una qualsiasi, vista la giornata di festa. Volevo solo mantenere un messaggio di pace, anche se non è colpa nostra. Dopo aver provato ad intervenire durante la messa di Natale alla Basilica del Santo, gli attivisti di Ultima Generazione hanno cercato di interrompere il vescovo di Padova, Claudio Cipolla, durante la liturgia pasquale. 2 ragazzi del movimento ecologista sono entrati in azione durante la celebrazione di domenica alle 11 nella chiesa della Madonna Incoronata nel quartiere Sacra Famiglia a Padova. Una giovane minorenne e che si era resa protagonista anche del blitz di Natale, dopo aver ricevuto la particola della comunione dal vescovo, si è inginocchiata vicino all'altare e ha esposto un cartello con scritto «Ho 17 anni e non ho un futuro». Ha anche cercato di leggere un comunicato, ma è stata allontanata da 2 agenti della Digos che l'hanno accompagnata insieme all'altro giovane in questura. La protesta ambientalista però non si è fermata perché ieri, lunedì dell'Angelo, hanno deciso di riprovarci. Questa volta però hanno chiesto di intervenire durante la messa nella chiesa di Santa Rita, parrocchia guidata da Don Romeo Sinigaglia, che ha proposto ai giovani attivisti di presentarsi il prossimo fine settimana per parlare in chiesa.
Andiamo a vedere un altro video adesso che sta circolando e fa impressione, quello di un lupo, vediamo di attivarlo, che a Santo Stefano di Cadore, tenete gli occhi, eccolo lì, l'avete visto sulle strisce pedonali, anche un lupo particolarmente ben educato evidentemente, ha attraversato, vediamo se riusciamo Francesca dalla regia a rivederlo, l'attraversamento da parte dell'animale, eccolo lì, siamo a Santo Stefano di Cadore con questo lupo che nella serata proprio di ieri si è parato davanti di fatto a una... eccolo qua il video, a una donna che è stata avvicinata dall'esemplare mentre portava, eccolo lì, a passeggio il suo cane, donna che insomma trovandosi davanti questo lupo altro non ha potuto fare che brandire l'ombrello che aveva, impaurirlo e farlo scappare. Naturalmente sono stati momenti di grande paura, è avvenuto in pieno centro a Campolongo, siamo appunto a Santo Stefano di Cadore, quando a un tratto si è trovata davanti l'esemplare, quindi senza dubbio paura. Vi do un'altra notizia che è stata diffusa poco fa e che riguarda il sindaco di Castelfranco Veneto, Stefano Marcon, che questa mattina è anche presidente della provincia Marcon di Treviso, si è recato al locale comando della stazione dei carabinieri appunto di Castelfranco per sporgere querela nei confronti di ignoti per il reato di sostituzione di persona. È stato informato da un conoscente che aveva ricevuto un messaggio WhatsApp da un tal numero con un profilo riportante la foto del sindaco che chiedeva, vista l'impossibilità di poterlo fare tramite le vie ufficiali, di effettuare una ricarica di un conto gioco di un soggetto di Caserta. Trattandosi evidentemente di un'azione fraudolenta per estorcere del denaro, ricevutane notizia, il sindaco ha sporto denuncia con espressa istanza di azione penale. Il primo cittadino ha poi ritenuto doveroso darne notizia tramite i propri canali social, avvisando conoscenti e cittadini di prestare attenzione al raggiro. Un episodio che richiama ancora una volta la necessità di tenere sempre comportamenti attenti e dubbiosi, suggeriscono i carabinieri, nel rispondere a richieste di invio di denaro tramite canali elettronici e a persone conosciute. In questo caso appunto una truffa che ha avuto come protagonista un personaggio pubblico come il sindaco di Castelfranco Veneto, Stefano Marcon, presidente della provincia. Vedendo naturalmente il suo profilo si può lì per lì essere anche magari indotti ad aver fiducia, a crederci, e invece attenzione come sempre a questo genere di raggiri. A Vicenza adesso, perché a proposito di sicurezza, torna, sappiamo, l'operazione Strade Sicure. I militari sono arrivati oggi a pattugliare i punti caldi della criminalità a Vicenza. A Campo Marzo per noi ci sono sono stati Daniele Garbin e Federico Cibotto per raccontare e raccogliere anche le sensazioni. Sentiamo. Sì, buongiorno. Inizia oggi l'operazione Strade Sicure anche per Vicenza. I militari del terzo reparto del Genio Guastatori arrivano proprio oggi e resteranno fino alla fine dell'anno intanto a presidiare i punti caldi della città. 18 militari che a turno assieme alle forze dell'ordine daranno una mano proprio per controllare soprattutto la loro presenza e una deterrenza. Ecco, una presenza importante. Oggi il sindaco che era andato, ricordiamo, a sollecitare il ministro Piantedosi aveva proprio invocato l'arrivo dei militari. L'abbiamo sentito prima in un momento proprio in piazza Esedra e ci racconta anche come verranno organizzati i turni. Dopodiché abbiamo sentito i vicentini che si dicono soddisfatti dell'arrivo dei militari. Ecco, lancio i contributi e poi restituisco la linea allo studio. Sono presenti da oggi in città i militari di Strade Sicure. Sono 18 militari che saranno divisi su 3 turni dalle 7 della mattina all'1 di notte e saranno presenti a Campomarzo, nella zona del Quadrilatero e in centro storico. È stata una richiesta che abbiamo fatto al governo ancora negli scorsi mesi. Avevo avuto la possibilità di incontrare il ministro Piantedosi che si era impegnato a mandare anche qui a Vicenza un contingente. È un segnale importante perché questo consente alle altre forze di polizia di distribuirsi sul territorio, di essere presenti nei quartieri e quindi di aumentare la sicurezza e l'attenzione in città. Speriamo che appunto servano come deterrente
per diminuire la presenza magari soprattutto alla sera di persone che appunto creano di disordine e confusione anche nelle ore serali, insomma, ecco. Io sono contentissima perché da me sinceramente, e abito in una zona abbastanza centrale, succedono delle cose che non mi piacciono, quindi per me va benissimo. Ecco, che cosa possiamo dirlo che ha visto e che vorrebbe non vedere più? Sotto casa i drogati, per esempio, troviamo la mattina le cartine, sporco perché evidentemente hanno passato la notte, e quindi questa cosa non mi disturba, se devo dire, se allontana, se serve. La presenza è fondamentale per far vedere che c'è lo Stato, c'è qualcuno che controlli. Per me è molto molto valida la situazione. Anche in orari diversi, non si parla solo durante il giorno? Certo, sì, fondamentale anche questo, perché i problemi esistono a qualsiasi ora, che sia mattina presto, come è successo a me l'altra settimana alle 7 del mattino, come verso sera e di notte lo stesso. Adesso io non so dei precisi orari che faranno i ragazzi, però è valido che ci sia in vari momenti della città. È voluto ed è una cosa validissima, anzi ringrazio chi ci ha pensato, perché ci aiuta anche per tranquillità, anche per le colleghe, venire a lavorare la mattina di paura, cioè non sai mai chi trovi. Grazie. La presenza di una divisa cosa rappresenta? Rappresenta sicurezza, proprio tanta sicurezza. Positivamente il controllo in più è sempre benvenuto. Qualche anno fa era stata una misura sospesa e mi sembrava anche che avesse tutto sommato una certa utilità, soprattutto nei parchi. Magari adesso arriva la bella stagione, quindi magari però alle volte la sera, quando inizia a essere buio in certe zone, in effetti avere un passaggio in più, un controllo in più anche come azione di deterrenza. Diciamo che è positiva, sono contento, speriamo che cominci anche un po' un giro di svolta su tutto questo malessere che negli ultimi mesi sicuramente c'è stato. Anche magari non facciano niente, ma solo il fatto che ci siano secondo me può aiutare. Controlli, allora l'abbiamo sentito, grazie a Daniele Garbin, che arrivano potenziati dopo le festività, e allora andiamo a vedere come sono state queste giornate anche in termini di presenza nel territorio. Allora cominciamo dal veneziano, perché già con la Pasquetta si è potuto fare un primo bilancio sull'andamento del turismo appunto durante queste festività. Pioggia e maltempo dei giorni di Pasqua hanno senz'altro frenato gli arrivi, quantomeno quelli dell'ultimo minuto. Pioggia, maltempo, le temperature che si sono bruscamente abbassate. I giorni delle vacanze di Pasqua per gli albergatori del centro storico hanno comunque portato il pienone a Venezia. Si è sfiorato il tutto esaurito che in condizioni meteo migliori sarebbe stato assicurato. Il direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori Claudio Scarpa traccia un bilancio che sorride e guarda oltre. Una Pasqua positiva all'insegna del quasi tutto esaurito. Non siamo andati al tutto esaurito, il tasso di occupazione possiamo definirlo intorno al 90%, ma l'incertezza meteorologica probabilmente ha sconsigliato a qualche turista di venire. Comunque possiamo dirci soddisfatti, la prima prova, vera prova della stagione 2024 è stata superata positivamente e quindi adesso attendiamo i grandi eventi, attendiamo la Biennale, attendiamo il Salone Nautico, il Salone dell'Artigianato, attendiamo il Redentore, tutti quei grandi eventi che rendono grande la nostra città anche dal punto di vista turistico ed economico, non solo culturale. C'è grande attesa da tutto il mondo per la 60ª esposizione internazionale della Biennale d'Arte, diretta da Adriano Pedrosa, che porterà visitatori in città da tutto il mondo. La Biennale soprattutto sarà una grande iniziativa. Quest'anno inizia ad aprile, a metà aprile, e già gli alberghi sono pressoché tutti esauriti per quel periodo e quindi attendiamo con grande speranza l'arrivo di questa grande manifestazione, sapendo che segnerà poi per i mesi successivi un dato assolutamente positivo. Tra Pasqua e Pasquetta aperto il 78% delle attività invece nella Marca trevigiana, tra bar e ristoranti e negozi, anche esercizi commerciali. Dunque, per portare vitalità nei centri anche durante la settimana, Ascom Confcommercio
interviene dicendo che occorre riportare residenti nei centri storici in cui ad oggi gli affitti purtroppo scoraggiano soprattutto le giovani coppie. A Pasqua, dietro al bancone, Treviso ha registrato tra ristorazione ed ospitalità turistica il tutto esaurito. Ascom Confcommercio ha certificato aperture di almeno il 78% delle attività. Per la giornata di oggi è prevista una spesa media di 50 euro, bevande incluse, per quanto riguarda il mondo dell'offerta della ristorazione, ma si può facilmente spendere di meno e evidentemente anche di più, mentre per l'accoglienza turistica, per l'ospitalità è prevista una spesa media di 100 euro, dai 100 ai 130 euro a notte per un pernottamento medio di 2 giorni, 2 notti, ecco. Un trend in linea con il 2023, anno del post-Covid, che ha registrato una crescita importante del settore. A non aiutare il comparto con le federazioni del campo alimentare, il meteo ballerino, che ha favorito l'acquisto last minute sia delle vacanze che delle materie prime per il pranzo pasquale. Listini ritoccati con un'inflazione che oggi si attesta intorno allo 0,8%. Sono stati degli aggiustamenti di listino inevitabili, perché nello scorso anno abbiamo visto una inflazione galoppare anche a 2 cifre e quindi è stato inevitabile che ci fosse una ricaduta nei listini, ed è anche per questo che c'è un segnale di aumento quest'anno, per la Pasqua di quest'anno, il lieve aumento rispetto allo scorso anno, dovuto in parte anche a questo adeguamento dei listini. Sul fronte delle polemiche sollevate da alcuni commercianti che hanno chiesto un confronto con l'assessorato alle attività produttive del Comune di Treviso per rendere più attrattiva la città durante la settimana, la presidente Dania Sartorato rilancia sulla residenzialità. Affitti troppo cari e pochi immobili allontanano trevigiani e studenti dal centro storico. Laddove ci sono i residenti, e quindi c'è tutto il tema della residenzialità, dove ci sono i residenti lavorano anche i negozi alimentari, lavorano anche i negozi di telefonia, la vendita di computer, perché ci sono gli studenti che hanno esigenze di servizi. Ecco, il tema degli studenti porta con sé tutta una serie di servizi annessi. In tutto questo si abbatte anche il cosiddetto inverno demografico. Andiamo a Padova, che come tutte le altre città naturalmente invecchia. Entro il 2027 si stima che ci saranno 50.000 lavoratori in meno e nel 2041 ne mancheranno addirittura 100.000. I dati sono stati rilevati da uno studio di Confapi che chiede alle istituzioni una strategia per garantire il ricambio nelle aziende. A Padova la popolazione in età lavorativa conta quasi 595.000 persone, pari al 63,9% del totale, ma secondo uno studio di Fabbrica Padova del centro studi di Confapi si è calcolato che in meno di 20 anni scenderà di circa 99.300 unità. Una popolazione sempre più vecchia ha ovvie conseguenze anche sul mercato del lavoro. In Italia l'età media della popolazione è attualmente di 48,3 anni, è la più elevata tra i paesi dell'Unione Europea e si prevede salirà fino al 51,6 anni nel 2050. L'età dei lavoratori aumenta, ma quello che diminuisce è il loro numero. Questo è il problema, perché con l'aumentare dell'età diminuisce il numero. Quindi già oggi noi abbiamo dei grossi problemi, tutta l'organizzazione ha dei grossi problemi perché mancano parecchi posti di lavoro. Nel 2027, dal calcolo che abbiamo fatto, nella provincia di Padova mancheranno 50.000 lavoratori, nel 2041 mancheranno 100.000 lavoratori, che non sono solo lavoratori, sono proprio persone, perché diminuisce il numero degli abitanti. Questo è il vero problema. C'è una crisi demografica molto importante, non è controbilanciata a sufficienza dall'immigrazione. La società invecchia e il rischio è che verranno a mancare persone da impiegare e i servizi. Nei prossimi 20 anni si ridurrà del 16% la percentuale della popolazione adulta tra i 25 e i 64 anni, mentre dovrebbe crescere di quasi 1 milione di unità la popolazione tra i 65 e i 69 anni, più 27,8%. Questa fascia d'età, per effetto dello spostamento in avanti dell'età attiva e di pensionamento, sarà sempre più presente nel mercato del lavoro, con conseguenze dirette sull'impiego di capitale umano e la disponibilità di competenze, specie di tipo digitale. In realtà la mancanza di lavoratori è
trasversale, dai lavori più semplici, almeno apparentemente, a quelli più sofisticati. Ci sono meno persone che sono pronte a ricoprire certi ruoli, e questo è il vero problema. Confapi Padova chiede dunque che venga rivista la strategia per garantire il ricambio generazionale, garantendo la formazione dei lavoratori. E dobbiamo affrontarlo come? Garantendo una maggiore possibilità di accesso al lavoro, cioè le persone ci sono, ma molte sono donne, per esempio, e per le donne purtroppo non ci sono strutture sociali che consentano l'ingresso al lavoro. Bisogna che i giovani siano formati in modo da poter lavorare, ma anche che i lavori siano pronti a ricevere i giovani che hanno una mentalità diversa, e bisogna anche che l'immigrazione controllata, valutata e organizzata vada a ricoprire quei ruoli lavorativi che mancano. Allora, tra qualche istante ci ricolleghiamo dal territorio colpito dalla tromba d'aria nell'Alta Padovana. Solo il tempo di leggervi una notizia di lavoratori impiegati in nero, visto che parlavamo proprio di lavoro in un locale che opera nel settore della ristorazione a Orgiano, nel Vicentino. La Guardia di Finanza di Noventa Vicentina, nell'ambito delle attività di polizia economica finanziaria, ha controllato un pubblico esercizio rilevando da parte del personale impiegato dall'inizio del 2024 prestazioni di attività lavorativa in totale assenza di qualsiasi rapporto di lavoro e quindi di una reale tutela assicurativa. Nel corso della verifica sono stati rinvenuti alcuni appunti in un quaderno che hanno permesso di individuare e identificare 5 lavoratori irregolari del gennaio 2024. Nei confronti del titolare è stata elevata una maxi sanzione da 54.000 euro. Adesso torniamo da Federico Fusetti e Francesco Rattai nell'Alta Padovana per testimoniare quello che è stato uno dei primi eventi estremi della stagione, una violenta tromba d'aria con gravi effetti sul territorio. Federico, eccoti. Buongiorno Lina, buongiorno da Fontaniva, siamo qui con Francesco Rattai, abbiamo un po' visitato parecchie abitazioni di questa via Risorgimento, che è una delle più colpite da questa tromba d'aria di ieri sera, tanti danni alle abitazioni, e qui in fondo c'è la statale dove erano caduti molti alberi, avevano addirittura per un certo periodo chiuso anche è stata chiusa la strada alla circolazione. Adesso per fortuna lì la situazione è tornata normale. Qui invece lungo via Risorgimento abbiamo davvero raccolto tante testimonianze e tanta paura per quello che è accaduto ieri sera. Abbiamo incrociato il vice sindaco Alberto Trento, che è qui per raccogliere le segnalazioni dei cittadini. Tanta paura, anche lei ha raccolto questa sensazione, vero? Assolutamente, questa notte quando appunto operavamo insieme alle squadre della protezione civile e dei vigili del fuoco, la prima sensazione è stata quella di grande paura da parte dei cittadini. Il tutto è durato pochi secondi, ma gli effetti sono stati veramente importanti e devastanti. Stiamo operando proprio per raccogliere tutte le esigenze, come potete vedere sia gli cittadini, l'operosità dei cittadini che subito si sono rimboccati le maniche, ma al contempo ci sono appunto le squadre dei vigili del fuoco attualmente in funzione, in attività con le autoscale, e quindi provvediamo a raccogliere tutte le varie segnalazioni proprio per poter intervenire. Ecco, che messaggio diamo ai cittadini? Poi voi state facendo anche, diciamo, seguendo le procedure per la richiesta di emergenza. Assolutamente, già questa notte ci siamo attivati appunto per segnalare alla Regione lo stato di criticità, e da questa mattina stiamo operando per dichiarare lo stato di emergenza proprio per provare a supportare ulteriormente i cittadini e proprio per riconoscere i danni che effettivamente sono dovuti a un evento atmosferico eccezionale. Che saranno alti probabilmente i danni? Sicuramente sì, sia dal punto di vista appunto delle abitazioni private. Come stiamo vedendo adesso che Francesco ci sta mostrando, questa lamiera che ha colpito il tetto e poi il terrazzo.
Assolutamente, sì, si vede proprio la forza, rende evidente quanto la forza del vento di quei pochi istanti abbia potuto sollevare intere coperture di edifici e poi insomma provocare danni forti agli edifici circostanti. Per fortuna non c'era a quell'ora, nessuno era in circolazione e quindi non ci sono stati riscontrati danni a persone. Ecco, la lasciamo ai cittadini perché ne vediamo tanti. Lei è stato fermato da molti residenti, giustamente anche, problemi anche all'illuminazione. Francesco si era accorto per primo di questo palo della luce ridotto così, insomma è l'ennesima testimonianza della forza del vento di ieri sera. Infatti siamo subito intervenuti poi per isolare dal punto di vista dell'elettricità, perché si può vedere quanto una semplice lamiera di questo tipo abbia potuto davvero piegare un palo molto solido, quindi ecco. Grazie al vice sindaco e buon lavoro naturalmente. Grazie, buona giornata. Come dicevo sono molti residenti che stanno aspettando il vice sindaco, gli si avvicinano per segnalare e ovviamente insomma avere anche indicazioni su come muoversi. Lina, ti restituirei la linea. Grazie a Federico Fusetti e Francesco Ratai per questo viaggio nella zona più colpita da questa tromba d'aria. Noi adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, torniamo tra poco con i nostri ospiti. Eccoci di nuovo in diretta con l'ultima parte di questa nostra prima edizione di oggi. Allora, saluto e ringrazio i due ospiti che si sono collegati con noi questa mattina. Eccoli, li vedo. Allora, si tratta di Mario Paganessi, fondatore, anima storica della Fondazione Oltre il Labirinto. Buongiorno Paganessi e ben trovato. Buongiorno a tutti. Eccolo qua, volto noto naturalmente nella Marca Trevigiana, in particolare quando si parla del tema dell'autismo e delle tante attività che si possono fare su questo fronte. E poi saluto e ringrazio la dottoressa Paola Matussi, psicologa. Buongiorno dottoressa e grazie per il collegamento. Buongiorno, grazie a voi per l'invito. Allora, partiamo proprio dalla dottoressa, a cui rivolgo più che altro una curiosità. Oggi giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. È una dicitura particolare, dottoressa. Possiamo provare a spiegare perché si parla proprio di consapevolezza e non banalmente di giornata mondiale dedicata a questa sindrome, insomma? Si parla di consapevolezza perché l'autismo è una situazione molto eterogenea, per cui si possono avere delle manifestazioni davvero molto diverse. Ricordiamo che l'autismo è un disturbo del neurosviluppo caratterizzato da difficoltà nella comunicazione, nelle interazioni sociali, insieme a dei comportamenti ripetitivi e degli interessi limitati. Però se ne parla ma si sa ancora poco e soprattutto, come ricorderemo spesso, consapevolezza vuol dire anche cultura, vuol dire non aver paura di qualcosa che non si conosce e vuol dire anche ricordarselo per tutto il resto dell'anno. E si parla di consapevolezza perché oggi finalmente, adottando una prospettiva un po' più inclusiva e empatica, si parla di autismo come di una condizione, non più di un disturbo, che appunto si manifesta in modalità molto diverse da individuo a individuo. Ecco, quindi appunto un fronte complesso, giusto, articolato e complesso. Allora, Mario Paganessi, fondatore di Oltre il Labirinto, realtà estremamente attiva in provincia di Treviso, partita da lontano per parlare di questo tema e che ha aperto anche, possiamo tranquillamente dirlo, anche nella Marca Trevigiana uno squarcio un po' su questa tematica, è vero? Siete fin troppo buoni perché vabbè, siamo partiti anni fa che erano anni difficili dove si parlava poco di autismo e male. Pensi che quando è nata la fondazione, anzi ancora prima, quando è nato mio figlio, io ho un figlio nato nel 2002, si parlava ancora di madre frigorifera, quindi eravamo ancora a livelli della pietra. Da allora è cambiato tanto, oggi quella che viene chiamata consapevolezza ce n'è, c'è ancora tanto da fare,
però devo dire, in questi anni per noi la lotta non è mai venuta meno. È sempre stata una lotta per i nostri figli, per tutte le famiglie che ci seguono, ed è una lotta che non smette mai. Io oggi sono stato un po' criticato perché ho dichiarato che sono un po' stufo delle giornate mondiali o quant'altro, perché alla fine per noi non esiste una giornata in cui parlare di autismo, esistono ogni santo giorno, ogni santa ora, ogni santo minuto l'esigenza di parlare dell'autismo e di continuare a lottare, e magari cercando di essere supportati da tante altre persone, non isolati. Non è da poco. Noi quest'anno la campagna, noi siamo rappresentanti di Autism Europe, che è la più grossa organizzazione al mondo di autismo, e quest'anno il payoff, il titolo è Not Invisible, non cercare di rendere queste persone non invisibili, anche perché quasi il 70% delle persone con autismo non sono quelle raccontate dai telegiornali, dalle riviste, che sono persone comunque dentro lo spettro dell'autismo, ma il 70% sono persone non verbali, spesso con comportamenti problemi e gravi. Certamente. Allora chiederei alla dottoressa uno spaccato un po' sulla situazione magari anche nel nostro territorio, dal vostro punto di vista, dal vostro osservatorio. Che situazione ci si trova davanti quando ci si inoltra in questo tema dell'autismo qui nel nostro territorio, dottoressa? Intanto dobbiamo dire che i numeri sono davvero importanti, nel senso che al giorno d'oggi in Italia si parla di un bambino su 77 nella fascia d'età tra i 7 e gli 8 anni con una diagnosi nello spettro autistico, per cui sono davvero numeri impressionanti. Per quanto riguarda il territorio della Marca, i numeri dicono che ci sono quasi 12 nuove diagnosi ogni mese, e che il Samarotto, che è il centro che gestisce l'autismo, ha in carico più di 300 minori. E naturalmente, se si pensa che è di vitale importanza che in una situazione come questa ci sia una diagnosi precoce, e tra l'altro con tutta la ricerca che è stata fatta in questo campo siamo in grado di riconoscere i segnali di un problema di questo tipo già nei primissimi anni di vita, e per cui diagnosi precoce e presa in carico con un intervento che sia di tipo massivo. Si parla di 35 ore settimanali, cosa che naturalmente un centro come il Samarotto, se deve seguire 300 bimbi, non ce la fa assolutamente. Quindi cosa succede? Che tutto questo ricade sulle spalle delle famiglie, per cui insomma... Certo, esatto, perché poi c'è questo tema. Allora, Paganessi, lei diceva prima far uscire dall'ombra e dall'isolamento queste persone, queste famiglie. Cosa in questi anni lei ha visto fare che le dà soddisfazione, che è stato un progresso vero, e cosa invece oggi vorrebbe, cosa manca? Beh, i progressi sono stati culturali, ripeto, già il salto incredibile di non parlare di madre frigorifero e quindi accusare la madre per i deficit del figlio o della figlia è stato un successo incredibile. Esatto, chiedo scusa, spieghiamo cosa si intende, cosa si intendeva. Quando l'autismo nasce intorno al 1945 più o meno, ci sono vari attori. Un certo Leo Kanner, che era uno psicologo che è finito a lavorare durante la seconda guerra in America, lavorava a Los Angeles, osservando dei casi di famiglie con ragazzi con autismo, tirò una conclusione completamente sbagliata. Queste madri, le madri che lui aveva le famiglie che aveva in carico erano tutte madri in carriera, madri molto impegnate nel lavoro, e lui elaborò una teoria semplice, disse: queste sono madri molto fredde, madri tossiche che non hanno trasmesso durante la gravidanza questa empatia, questo calore al figlio, e disse: la colpa quindi
e delle madri, e coniò questo termine, la madre frigorifero. Ha distrutto famiglie, come potete immaginare, perché poi i bambini venivano anche sottratti alle stesse madri, ma immaginate a livello umano un genitore che viene accusato di essere lui la causa di questi deficit, di questa condizione devastante. E vi posso garantire anche per esperienza personale, perché è capitato anche a me nel 2002-2003, c'era ancora gente che per loro la diagnosi era, ti chiedevano: ma voi genitori litigate mai? Potrei far battute molto semplici, cioè io non conosco famiglie che non litighino, però se ci pensiamo questo è stato un salto culturale. Sono state introdotte tutta una serie di, non le voglio chiamare terapia, perché terapia a livello semantico prevede una guarigione e dall'autismo non si guarisce. Quelli che dicono sono uscito dallo spettro erano per sbaglio nello spettro dell'autismo. Oggigiorno si include all'interno dello spettro anche persone che poi magari superano questa condizione, ma non lo erano di partenza. È una condizione per tutta la vita. Comunque oggi, con tutta una serie di trattamenti, abbiamo fatto passi da gigante. Quello che io mi auguro, al di là che vorrei avere una pubblica amministrazione in grado di capire i problemi delle persone con autismo, e sinceramente siamo lontani anni luce, ma vorrei anche a livello scientifico delle aperture. Qua la dottoressa Matussi potrà essere più puntuale di me. Noi abbiamo fatto un convegno poche settimane fa con Eliano, dove è venuta la dottoressa Panisi, un genio che sta portando avanti un qualcosa di rivoluzionario. Noi oggigiorno l'autismo è trattato da psicologi, invece bisognerebbe avere un'equipe multidisciplinare in cui tener conto anche, ci sono delle analisi che si possono fare anche durante la gravidanza, si può intervenire sulla neuroplasticità delle cellule neuronali, e quindi si possono fare veramente dei miracoli. Si tratta solamente di mettersi e di non aver paura del cambiamento, e qua non stiamo parlando di stregoneria ma di scienza. E quindi questo, l'augurio è che un domani, come è successo per tante altre situazioni, si possa migliorare la condizione di questi ragazzi in partenza. Io vorrei che mio figlio nascesse oggi, perché saprei cosa fare e non andrei a perdere tempo come ho fatto dal 2002 per tanti anni, perdendo il momento migliore. Ecco, forte e chiaro Paganessi. Dottoressa Matussi, cosa ne pensa di queste parole che hanno anche la spinta naturalmente del calore di un genitore, insomma, rispetto al figlio? E che questo è un messaggio forte che deve passare appunto nella giornata della consapevolezza, che è indispensabile un approccio biopsicosociale, come diceva il dottor Paganessi. Infatti, grazie alla ricerca e a interventi mirati, molte persone autistiche sono in grado di raggiungere un livello di autonomia possibile per loro, che non è quella che pensiamo noi, e di condurre una vita soddisfacente e inclusiva. E noi abbiamo il dovere di adeguarci a queste nuove innovazioni, assolutamente. Dottoressa, nelle scuole si fa abbastanza dal vostro punto di vista, dall'esperienza che avete? Purtroppo nelle scuole si fa moltissimo, ma non abbastanza, perché ci sono tanti insegnanti anche di sostegno che purtroppo non possono avere la formazione per aiutare i bambini in queste situazioni. Abbiamo tantissimi insegnanti di sostegno che ad esempio si rivolgono a noi appunto per compensare quelli che sono i deficit della loro formazione, però davvero è una situazione molto complicata, molto complessa, e va vista e letta proprio a 360 gradi, concentrandosi sulle abilità della persona e sulla situazione in cui questa persona vive, per valorizzare tutto quello che si può, per potenziare la persona. Solo così potremo davvero parlare di un'inclusione. Tra l'altro con la percentuale che ci ha detto, insomma, no, la casistica che ci ha detto prima, è singolare che non si incentivi in maniera forte, o che insomma si stenti magari, ecco, a investire sulla ricerca e su tutto quello che c'è attorno a questa sindrome, o no?
Si comincia, infatti davvero la ricerca ha fatto passi da gigante e abbiamo imparato a come compensare le aree compromesse, a come appunto creare degli interventi che siano individualizzati per aiutare le persone proprio a sviluppare le loro potenzialità. Ma non abbastanza, c'è ancora tantissimo da fare, la ricerca va avanti, abbiamo scoperto tante cose nuove che vanno integrate con gli interventi finora presi in considerazione. Però veramente c'è bisogno di un investimento massivo in una situazione che è davvero talmente presente da riportare dei numeri impressionanti. Si pensi che ad esempio in America, addirittura in California, si parla di 1 su 36. Un bimbo su 36, sono numeri davvero incredibili e tra l'altro dobbiamo anche tenere a mente che tutto quello che funziona con le persone autistiche funziona anche con il resto della popolazione, ma non il contrario. Per cui se noi creassimo degli ambienti più adatti alle persone autistiche potremmo beneficiarne tutti quanti. Si pensi che ad esempio in Inghilterra ci sono dei supermercati che un giorno a settimana abbassano le luci e anche le stimolazioni di tipo uditivo, e questo per venire incontro a persone nello spettro autistico, ed è apprezzato anche da tutti gli altri, per cui insomma bisognerebbe fare un ragionamento profondo in questo senso. Certamente, dottoressa, grazie. Mario Paganessi, abbiamo poco tempo, vuole concludere con un'altra riflessione? Ma quella delle scuole, mi è piaciuta la sua domanda, perché si deve partire dai giovani. Io con la dottoressa Matussi, tra l'altro, circa un mese e mezzo fa siamo stati in una scuola di Treviso, dei ragazzi sui 16-17 anni. Il ritorno è stato meraviglioso, tant'è che addirittura alcuni ragazzini, i genitori mi hanno chiamato dicendo: ma lo sai che mia figlia si è messa a farla volontaria e sta seguendo un ragazzo con autismo, quindi è un qualcosa di meraviglioso. Partiamo dalle scuole, ascoltiamo, impariamo, agiamo insieme, perché la comprensione è il primo passo verso l'accettazione. Sì, testimonio che anch'io ho esperienza diretta, che è vero che i bambini, i ragazzi sono straordinari in questo e nell'inclusività, nell'inclusione di chiunque abbia delle problematiche anche in questo campo. Allora, io vi ringrazio moltissimo per essere stati con noi e aver portato la vostra testimonianza. Ricordo Mario Paganessi, fondatore storico di Oltre il Labirinto, e la dottoressa Paola Matussi, psicologa. Grazie a entrambi e buon lavoro. Grazie a voi. Allora andiamo a vedere sul sito del Gazzettino, vediamo se la regia può proporvelo. Valanga sopra il lago di Misurina, un aggiornamento che vi diamo proprio di quelle che sono anche le conseguenze delle condizioni meteo di questi giorni. 5 persone travolte dalla neve, è successo nel Bellunese, siamo eccola qua ad Auronzo, Valanga, stamattina ai Cadini di Misurina, travolte 5 persone, smottamento che si è verificato intorno all'ora di pranzo sul gruppo montuoso delle Dolomiti Orientali che sovrasta il lago di Misurina. Le 5 persone che sono state investite dalla neve sono fortunatamente state soccorse e non risultano ferite gravemente. Allora, ci sono rimasti 5 minuti, andiamo a parlare di dislessia invece, che si combatte con i videogiochi d'azione. A dimostrarlo è una ricerca di un team dell'Università di Padova che ha realizzato un test su 120 bambini. Spesso vengono mal considerati dai genitori che li vietano ai figli, ma uno studio recente che ha unito l'Università di Padova con i ricercatori di Bergamo, Pavia, Milano, Varese, Lecco e Parigi ha messo in luce come i videogiochi d'azione possono avere un ruolo chiave nella risoluzione delle difficoltà nella percezione dei suoni del linguaggio, principale causa della dislessia evolutiva. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Science of Learning del gruppo Nature. Da un po' di anni che stiamo studiando l'effetto di questi videogiochi sullo sviluppo dei bambini. Avevamo già dimostrato un effetto sui bambini dislessici con un aumento della velocità di lettura e anche miglioramento delle capacità attentive. Questa volta siamo riusciti a intervenire prima e lavorare anche sui circuiti più uditivi fonologici. E abbiamo capito che il videogioco, come tutti i giochi, hanno un effetto molto potente sullo sviluppo dei bambini. In questo caso il videogioco riesce a aumentare la velocità di elaborazione anche dei suoni, permettendo di superare
uno degli scogli più grandi per quando si deve imparare a leggere. Sebbene giocare sia considerato indispensabile per lo sviluppo cognitivo, sensomotorio e sociale di un bambino, c'è ancora una certa resistenza nel pensare che un simile ruolo possa essere svolto anche dagli attuali videogiochi. Diversi studi hanno però dimostrato che nei bambini con dislessia la velocità di lettura può migliorare in seguito a un trattamento riabilitativo con videogiochi commerciali che stimolano le abilità attentive. Un miglioramento dell'attenzione infatti risulta indispensabile per leggere le lettere. È una tecnologia, c'è, e la cosa più intelligente è quella di farlo nostro valido alleato. Quindi i bambini, noi abbiamo visto durante le nostre sessioni di trattamento, si divertivano, erano in gruppetti di 4, 5, 6 bambini, quindi anche tra di loro formavano un bel gruppo, ed era fondamentale ovviamente la presenza dello sperimentatore in modo tale anche da stimolare il bambino quando era in difficoltà in alcuni momenti del gioco. Ai genitori mi sento di dire che se il bambino mostra interesse verso i videogiochi, non demonizzare completamente, scegliere videogiochi giusti con le giuste modalità anche di somministrazione, se così vogliamo dire, per farli giocare coi giochi giusti e nelle giuste quantità. Questo studio di prevenzione ha coinvolto 120 bambini dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia. Un sottogruppo presentava difficoltà nei prerequisiti della lettoscrittura e quindi erano a rischio per una futura dislessia. Lo studio dimostra che con solo 20 sessioni di gioco con un videogioco d'azione da 45 minuti ciascuna si annullano specificatamente i disturbi nella percezione dei fonemi. Allora, in chiusura vi ricordo l'appuntamento questa sera a partire dalle 21 con Ring, l'attualità politica di Antenna 3. Ospiti di Christian Arboit saranno l'europarlamentare Gian Antonio D'Arè, espulso nelle scorse settimane dalla Lega, l'europarlamentare del Partito Democratico Alessandra Moretti, Flavio Tosi, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia, che è pronto a lanciare il progetto Forza Nord, e Anna Maria Cisint, sindaco di Monfalcone della Lega, attualmente sotto scorta per aver ricevuto delle minacce di morte. In sovraimpressione vedete il sondaggio di quest'oggi, continuate a chiamarci per rispondere. Un tetto al numero di studenti stranieri per ogni classe è giusto secondo voi? Vedete i numeri per rispondere se sì o se no. Adesso noi vedremo le previsioni del tempo. Vi ricordo a seguire il cinema con il film Kill Me Again, Uccidimi due volte, un thriller con Val Kilmer e un cast importante. Ringrazio in regia Francesca Pezzo e Renato Capoia e vi do appuntamento ai telegiornali di questa sera. Arrivederci. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna. Bentrovati al meteo. La pressione atmosferica torna a salire e il tempo migliora sul nostro territorio. Vediamo il dettaglio di martedì 2 aprile. Sul Veneto sarà decisamente soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso, come ci mostra la grafica. Tuttavia non sono esclusi dei piovaschi in montagna e localmente fin verso le pianure limitrofe. Temperature in ripresa, minime tra 5 e 8 gradi, massime sui 15-19 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. In questo caso fino a metà giornata avremo una residua variabilità con qualche rovescio sparso in esaurimento, poi con il passare delle ore, quando avremo maggiori schiarite. Temperature minime tra 5 e 9 gradi, massime sui 13-15 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà possibile una nuvolosità irregolare ma con ampi tratti soleggiati. Temperature minime sui 4 gradi, massime intorno ai 15-16 gradi all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna.